raga, ciao a tutti dal Cubettone Veneziano. Allora, mi avete chiesto in tanti di dire anch'io la mia su questa cosa. Allora voglio fare una piccola serie che ci porta fino al giorno della gara di Valencia su dei tutorial cumendiani, visto che ho scritto la storia di MotoGP con i miei incidenti, visto che tutti dicevano che il Cume non fa cose non reali. Dopo abbiamo visto invece che anche nella realtà esiste sta roba, e quindi abbiamo dimostrato che il Cume aveva ragione di ammazzare tutti. Parliamo un po' di questa cosa del io sto con Vale, hashtag io sto con Vale. Ragazzi, ricordo il mio account Instagram Comenda_Veneziano, dove potete seguire anche nella realtà e bestemmiare contro soprattutto il buon Marquez e Lorenzo di merda. Vabbè, insomma, noi siamo ultimi in questo comincio. Ho chiaramente messo il livello di difficoltà cumendiano, e adesso facciamo vedere come deve fare Rossi in questo primo video della serie hashtag io sto con Vale, e dobbiamo far capire chi comanda a sto stronzo, a sti stronzi di spagnoli. Occhio, eccolo qua. E lui, ecco, Valentino deve alla prima curva già prendersi tutte queste posizioni. Benissimo, bravo, bravo, bravo. Ecco, dopo ammazzare qualcuno, tanto non è un problema, visto che abbiamo visto che si può fare. Perché ragazzi, se andiamo ad analizzare come si dice, lo scontro, Rossi non ha fatto un cazzo. Cioè Rossi si solamente avvicina, ha rallentato, si è avvicinato per dire ascolta bimbo minchia, Marchetto Marquez, basta. E quello stronzo del Marchetto si è avvicinato con il casco, e giustamente un pilota si vede arrivare vicino al bimbo minchia, cosa fa? Viene istintivo muovere un attimo il gambino, ma assolutamente non è caduto da solo. Cioè, con una roba del genere non poteva assolutamente cadere in quel modo. Proprio una vergogna è stata. Ok, eccoci qua. Lorenzo, quando cago ti penso. Dove sei? Eccolo qua. Adesso ragazzi, Rossi dopo aver fatto questo, che già sarebbe già campione, forse così, no? Non lo so. Eccolo qua, siamo campioni. Adesso cosa deve fare Rossi? Questo deve fare, quello che ha fatto il Comenda per anni, da 30 anni che gioca a MotoGP, e l'ho sempre fatto, perché è giusto così. Adesso andiamo ad ammazzare un po' di gente davanti. Allora, vediamo un po', adesso che voglio farlo non lo farò chiaramente. Sarà bellissimo adesso. E Lorenzo cade! Eccolo qua, questo è il primo tutorial semplice. Però non è finita qua. Noi siamo già campioni. Eccolo qua, c'è Marchetto Marquez, questo deve fare. Questo deve fare, cazzo, questa è una schifezza, Dio santo. L'invidia è una brutta bestia, spagnoli di merda di spagnoli. Cioè, come allora, nel ciclismo tutti i dopati venivano dai medici spagnoli. Nel calcio il Barcellona sarò anche impopolare, non me ne frega un cazzo, ma hanno bombato Messi, che nei primi 2 anni di carriera era sempre rotto nei primi 2 anni di carriera. Poi hanno pompato a sbrega, e adesso per carità gran tecnica, grande campione, però senza i bombamenti dei medici spagnoli non sarebbe Messi assolutamente. E poi vabbè, cioè, anche la nazionale spagnola mi dà sempre dato da pensare, non ha mai vinto niente per 60 anni. In fatalità negli anni del Barcellona ha vinto tutto, e adesso anche sti due stronzi, no, Cioè, ora, l'unico poveretto sfigato è Camomillo, ha vinto la gara, nessuno se l'è cagato. Allora, Marquez, ciao Marquez, ciao porco. Eccolo qua, ecco, sono caduto io, porca puttana. Sono caduto io, no. Ecco, comunque, a parte lì, ecco, no, Lorenzo, tanto sono campione, se me ne frega. Lorenzo, quando cago ti penso. Eccolo qua. Ciao Lore. Questo è tutto. Così si fanno le gare, così si fanno le gare. E niente ragazzi, comunque a parte scherzi, questo primo video sarà così. Poi ne faremo altri dove voglio spiegare ancora un po' altre tattiche, se magari c'è la pioggia, e poi ci sarà un video bonus anche. E perché Fioi, cioè, adesso scherzi a parte, non è possibile che, ok, Marquez è incazzato perché quest'anno non è riuscito a ripetersi ai suoi livelli, e per carità, però non puoi metterti in mezzo in una lotta così. Cioè, togliamo spagnoli, argentini, mettiamo che era un'altra nazionalità, ecco là, vai, uccidiamo tutti. Cioè, comunque non puoi metterti in mezzo. Non puoi metterti in mezzo su una, come si dice, tra due piloti che stanno lottando per il mondiale. Non è giusto. Se la giocano tra di loro e basta. Tu fai la tua gara, giustamente, perché devi fare la tua gara, ma non puoi rompere i coglioni. Cioè, ma anche se era Valentino a fare, non so, a Marquez e Iannone era sbagliato, perché rovina anche il tutto. Se l'ultima gara doveva vederci un Rossi che parte ultimo
E comunque cioè, a questo punto potevano Rossi penalizzarlo nella gara, se proprio volevano penalizzarlo, ma li toglievano via, non so, qualche punto. Non lo so, potevano fare però fare l'ultima gara armi pari, adesso sarà durissima, però Valentino ce la può fare secondo me. Certo ha bisogno del non aiuto, nel senso che, ecco, quantomeno, ecco, Pedrosemo, ecco, tutti i 12. E questo bisogna fare. C'è bisogno comunque, ecco, che magari non si mettano a battagliare tipo i 12esimi, gli 11esimi, i decimi, sti qua. Se cominciano a rompere i coglioni come Marquez, allora è impensabile. No, poi è chiaro che Patatone, Iannone o Dovizioso sarebbe positivo magari avere un aiuto da parte loro, ecco. Vabbè ragazzi, questo era un attimo per spiegare il tutto, sta gara non vale un cazzo, ma la Marquez Dovizioso ha vinto, grande! Campione del mondo. E niente, quindi questo primo video insomma dove volevo spiegare un po' il tutto. Ci sarà anche un video con la webcam dove farà proprio la spiegazione totale. Però questi video vi servono, visto che per me MotoGP è stata una serie che mi ha portato molta fortuna sul canale. Ci sta di dare un supporto a Valentino e soprattutto aver dimostrato che la tattica comediana ha sempre funzionato, fiori. Quindi quando ho vinto i mondiali ammazzando Marquez e Lorenzo ho fatto benissimo. Quindi c'è hashtag io sto con Vale e hashtag alle ragazzette piace il manubrio del Cube. E vi ricordo, fiori, che su Instagram c'è il comandone veneziano reale, dove mette foto anche nude insieme a Tori. Magari se fosse così probabilmente adesso non sarei qua, ma sarei forse a Seattle a bombarmi Tori. La mia ragazza non mi ha sentito. Un saluto del comandone veneziano. Io sto con Vale. Tutorial, primo tutorial su come distruggere Lorenzo. Ciao!